L'implementazione degli organici degli Spisal è uno dei punti cardine attorno a cui ruota il piano strategico regionale 2018-2020 per prevenire infortuni e malattie professionali in Veneto. 30 operatori in più negli Spisal per rafforzare il lavoro di prevenzione e aumentare i controlli ispettivi nelle aziende del Veneto. Peccato che quel piano, siglato lo scorso luglio a Palazzo Balbi, a 2 mesi dal tragico incidente alle acciaierie venete di Padova, finora sia rimasto solo sulla carta. Le rassicurazioni non ci bastano più, dice il segretario provinciale di Funzione Pubblica CGIL Venezia. Siamo qui oggi con i tecnici della prevenzione e il personale dello Spisal per l'avvertenza che abbiamo in corso con l'Ultra Serenissima. L'avvertenza è fondamentale sulla carenza di organico che c'è oggi allo Spisal dell'Ultra Serenissima. Noi 1 anno e mezzo che chiediamo all'azienda di assumere tecnici della prevenzione per coprire la carenza di organico. E per rafforzare la richiesta il sindacato ha bussato alla porta della prefettura, ma ad oggi non ci sono novità. La CGIL chiede più assunzioni, un'organizzazione del lavoro funzionale, maggiore autonomia professionale e denuncia la mancata pubblicazione del bando del concorso unico regionale per 30 tecnici della prevenzione. Noi abbiamo oggi 16 tecnici solamente per questa area che va da Chioggia, Dolo, Milano, Venezia, Mestre e Lido. Noi vogliamo aumentare questo organico per un semplice motivo: noi non siamo più disponibili a sostenere che ci siano morti sul lavoro. Lo striscione dietro di me dice basta morti sul lavoro. Perciò il presidio organizzato davanti alla sede dell'ospedale dell'Angelo a Mestre, discreto e pacifico, ha voluto lanciare un messaggio di preoccupazione anche all'Ulse 3, controparte nell'avvertenza che la vede contrapposta al sindacato per la presunta mancata applicazione del contratto ai lavoratori impegnati a far rispettare le regole della sicurezza nei luoghi di lavoro.